Scatman's World. Veneziano, ragazzi, non posso parlare tanto forte perché è veramente tardi. Ho installato anche gli stadi nuovi, ho voluto tornare a rischio perché ci sono anche parecchi stadi in più. Chiaramente non so al Frosinone perché chiaramente ho visto comunque il San Paolo, l'Amsterdam Arena e tanti altri. Ho fatto una partita, non l'ho registrata, abbiamo vinto 1-0 con... cazzo abbiamo vinto? Non mi ricordo neanche, ecco bene, vabbè, insomma non mi ricordo, comunque gol di Longo, diciamo che siamo un po' corto di gol, però Longo guardate nella classifica marcatori, è terzo con 4 gol, bravo Longo, andiamo. Adesso siamo contro l'Inter, mi sembra. Eh sì, a Milano, quindi sarà un match durissimo. Dai ragazzi, speriamo di fare una buona partita. A San Siro. Ok, Inter, Frosinone, andiamo. Dai, cerchiamo di sbloccarci proprio a San Siro nella scala del calcio. Eccoci qua. Vai raga, andiamo. Ah no, no, fino a portatraga titolare, bene. Molto positivo. Ah, ho scaricato anche gli sponsor a bordo campo nuovi. Mamma mia, l'Inter parte subito a bomba. Attenzione, sarà duretta, che finora siamo in piena media salvezza, se continuiamo così ci salviamo tranquillamente, sarà dura però proviamoci, attenzione, mamma mia, grande Diakite. Addirittura mi ha lasciato in panchina, l'ultima prestazione è stata veramente scadente, purtroppo 1-0 per noi, ma... Ah, con l'Atalanta abbiamo vinto, 1-0 con l'Atalanta, in casa. So con l'Inter anche uno 0-0 va più che bene, Noi non buttiamo via niente. Fratello si invola per il Biabia. Vai Dionisi, niente da fare. Attenzione agli Aic. Vai Longo, Longo ragazzi è veramente l'Higuain di Frosinone per il momento. Mamma mia Longo ci stava regalando il gol. Ce lo stava regalando il porco. Dai Fioi, dai. Male un golletto. L'Inter non è super imbattibile. Dai ragazzi. Vai Longo, si invola Longo. Mi sembra perforabile la difesa comunque, Mi sembra perforabile. Oggi però ragazzi registriamo solo 2 partite perché ho trovato a registrare molto tardi perché è stato un lungo scaricamento di tutto. Facciamo questa e un'altra. Fuori gioco. Per il momento stiamo tenendo molto bene il pareggio, veramente, alla grande. Buono. Buon 0-0. Anche se l'Inter chiaramente ha il 64% di possesso. Ok, entro io, perfetto. Sono bello fresco e pronto a spaccare i culi. Attenzione subito il Cume, ci prova. La tipicazione cumandiana. Felipe Melo. D'Ambrosio. Jovetic. Icardi. Sono entrato io, cerchiamo di non prendere gol, grazie. Una Biabiani. Oddio, il Biabia. Ecco. Gol dell'Inter. Punisce Icardi. Bene, molto bene, cominciamo alla grande. Cioè, entro io e prendiamo gol. Grazie. Gol di Icardi ha fatto un miracolo anche Reali, ma... Dai ragazzi. Dai, subito il Frosinone che vuole rispondere, ha bisogno del gol del Cume, però Maria San Siro sarebbe bellissimo. Bello sto cross. Mamma mia.
Dai, Fiori, su. Dai, adesso dobbiamo la Ciociara, se riesco a segnare il San Siro penso che mi fa non so neanche io cosa. Dai, Fiori. Non meritiamo di perdere comunque. Bravissimi. Dai, Frosi. Buonissimo, bellissimo passaggio del Cume. Ma no così! Ma quella puttana di tua mamma. Oh, c'ho io. Bellissimo. D'Ambrosio però in vantaggio. Non è che sbagliano, niente da fare. Dai, raga, su. No, intracciò, Fani. Ma no, però Daniel. Dai, buttala in mezzo, va bene, però. Mamma mia, che secondo tempo del cazzo. Andanovic. Per Ranocchia, lei che Ranocchia sbaglia sempre. D'Ambrosio. Ma no, così. Passala. Siamo rincoglioniti però, eh. Potevamo fare tanto con queste azioni, invece non abbiamo fatto niente. Bella. Molto bene. Il Cume non riesce a stopparla. Recupera il Guaro. Jovetic. Attenzione, ancora io per Guarin. Gol dell'Inter. Jovetic punisce. Troppo forte quest'Inter purtroppo. Entra Paganini. Come prova a far tutto da solo, ma bravissimo Cume. Qua recupera un gran pallone il Cumendone. Attenzione il Cume. Entra di sinistro. Nacho Fek. Recupera Felipe Melo, che morde sulle caviglie di Veneziano. Peccato, secondo tempo sono entrato, mi ha preso 2 gol. Vabbè, con l'Inter però dai, ci sta a San Siro, insomma, cioè, se vinciamo con le piccole ci salviamo tranquillamente. La salvezza, cioè, veramente dobbiamo fare un miracolo, perché il Frosinone è tra le sfavoritissime su questa lotta. È 83esimo, ormai è andata. Bravo, come buona sponda, ma non serve a molto. Niente, l'Inter padrona oggi del campo. Jovetic. Bello sto passaggio, veramente sublime. Vedo che se gioco così sarà dura ritornare titolare. Dai ragazzi, su. Almeno un tiro finale. Non non so perché continuano a passarmela così. Il Cume la passa, ma che il Cume sbaglia i passaggi, male. Trasferta a San Siro molto negativa. Ragazzi, siamo contro il Verona. In casa vediamo se giochiamo in uno stadio più appropriato, se invece siamo sempre con quello di default. Niente, sempre lo stadio così, vabbè dai. D'altronde era immaginabile, insomma, il Frosinone non è proprio una big del calcio. Vai. Partiamo titolari, questo dobbiamo assolutamente vincere, siamo 10imi in classifica e la cosa è molto positiva, 11esimi scusate, la cosa è molto positiva. Grande veneziano, si guadagna una bella punizione, tiro io. Ah no, ok, perché mi ha messo là però? No, questa non l'ho ben capita. Cioè devo saltare di testa e mi mette come seconda spalla nelle punizioni. Boh, vai. Buon passaggio del Cume, ottima azione frosinoniana. Vai Cume di testa! Non ci voglio credere. Vai Cume, girati bene. E il Cume si gira alla grande. Missile cumendiano. Parata del Verona! Mamma mia! Peccato.
che sfiga, oh. Buon tiro comunque del Cume che c'è. Tony, attenzione, vedi Ionita, brutto questo. Mamma mia, fuori di poco, c'è nata di culo. Oggi, visto che abbiamo giocato poco, neanche taglio, ci spariamo tutte e due le partite. Però proprio di registrare un orario più decente, fioi. Mamma mia, attenzione, il Comendone recupera palla, il Cume se ne va! Cosa mi ha preso, fioi? Va di testa veneziano, la incorna sulla linea ancora. Ancora il Cume di testa, ci prova, ancora il portiere. Tira! Non ci voglio credere, ci stiamo mangiando l'immangiabile. Ci stiamo mangiando di tutto, fioi. Però dai, non siamo male, con le piccole giochiamo bene. Tony. Bravissimo Diachite. Bellissimo il Diachi. Il Cume vuole sfondare. Ah. Ma il Comendone. Bellissimo passaggio. Ma no, doveva passarmela prima, non ci voglio credere. Buon passaggio, peccato. Ma che cazzo di finta, cioè giochiamo facile, fioi. Attenzione Pazzini che ha fatto molti gol finora. Il Cume non riesce a fare le tipiche torri cumendiane. Bello questo. Peccato, poteva essere un bel cross. Ancora che sfiga, oh. Il Cume fa un buon velo. Il Cume in area. Niente, non ne va bene una però, eh. Qua il Comendone sbaglia in maniera abbastanza inappropriata. Non riusciamo a trovare il bandolo della matassa, fioi. Non Alfredson cosa voleva fare lo scorpione? No, il Cume ruba palla al suo compagno, non ci siamo. Attenzione al pazzo, Tony. Mamma mia, anche il Verona sfiora il gol con Luca Toni. Attenzione, vai, bel rinvio. Dai, la nostra spondona tattica. Ok, ma recupera Alfredson. Sala. Portiere. Mamma mia, quale ali sta facendo il cappellone. Dai Frosi, andiamo. Bravissimo, ma recupera bene. Bravo Cume di cuore. Dai, uno dei nostri però. Bravissimi. Veneziano, ottima sponda. E niente, non passa il pallone. No, questo non era per me, non l'ho neanche chiamata, vabbè. Quindi nel primo tempo il Matusa, buon Verona, buon Frosinone, ma non riusciamo a trovare la smarritaia del gol. Dai, però... Ecco, nei contrasti dobbiamo migliorare. Io faccio dei contrasti stupendi, invece i miei compagni sono un po' pigroni nei contrasti. Pazzini da solo, può recuperare palla. Attenzione a Luca Toni. Toni vede Joazinho. Diachite, purtroppo calcio d'angolo per il Verona. Attenzione Viviani, cross di Viviani. Buttiamola via, bravi fioi. Palla al Verona però, sempre palla alla Sverona. Alfredson. Ancora Sala, roba nostra, roba nostra. Buono, niente, i nostri dormono.
Bravissimo Come, questo è un gran passaggio, non sprechiamolo. Questo è un grande cross, mettimela bene. Non ci credo, era gol, se non la prendeva il porco. No, questa è troppo lontana. Vai Come. Il Come non riesce a girarsi, siamo ancora lentissimi, fioi. Cross schifoso del nostro compagno. E la recuperiamo ancora noi. Questo... Ah, se la allunga Veneziano. Dai che roba nostra. Bravissimo. Vai Diachi, imposta Diachi. Al 62esimo sempre 0-0 al Matusa. Partita da vincere questa. Bravo Kuma, queste sono le sponde che vogliamo. Vai! Ma no, ma poteva stopparla, ma Dio Cristo. Stiamo sprecando veramente tanto, eh. Buono. Madonna che lenti che siamo, però il Kuma la recupera. Ma prendila! Il Kuma la recupera. Prova il passaggio, ma sale netto anticipo purtroppo. Niente, una partita che stiamo strameritando. Bello questo. Niente, il Kuma non riesce a tirare, rischia anche l'infortunio. Un Verona pessimo, ma sta portando a casa il pareggio, fuori casa. Vai Come. Mamma mia, ancora Rafael. Aia, il Come sta male, no? Ah, mi ha preso paura. Bello sto tiro comunque. Oh, in 3 ciofani per lungo, dai ciofani. Bella questa, il Come in area, il Come si libera di 1000 uomini. Mamma mia, per poco arrivava il gol. Ma perché stai rimesso da deficienti? Perché? Vai Diachi, vai Diachi. Buono Come. Partita dominata, vaffancuore. Buono, bravissimo Cube. Vai Cube, sei in area! Di testa, non ci credo. Mi ha fermato anche questo. Niente, siamo sfigati. Andiamo a vedere la classifica e tutto quanto, ma siamo veramente sfortunati. Porca troia, oh. Attenzione Greco, fa tutto Greco, può fare tutto Greco. Attenzione Greco. Pazzini di testa no alla fine. Incredibile gol del Verona. L'uomo dai capelli inguardabile. Ho dominato io. E il Verona trova il gol. Vabbè. Pazzesco. Finisce qua ragazzi, diamo la classifica, una sconfitta che non ci voleva. Alfredson veramente ci ha bucato in maniera spaventosa. Vaffanculo. Andiamo della classifica per capire come siamo messi. Allora, tanto il Milan è settimo, incredibile. Juve in fuga, strano. Noi siamo 14esimi a 10 punti. Abbiamo 5 punti sulla Sampdoria che è la prima delle retrocesse, ok. Noi abbiamo 11 apparizioni, 3 gol e 2 assist. Non stiamo andando benissimo, però fai con calma. Abbiamo 75 di abilità. E niente, fiori, siamo una volpe in area, Fox in the box. E niente, fiori, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!